Amici bellini, credo che ne dobbiamo parlare, dobbiamo accennare un pochino al discorso, perché potrebbe essere una scossa. Pensavamo che Lukaku potesse essere una scossa per il mercato, e se si muove Messi parliamone. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuta Laura Acquaro, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Abbiamo questo gol nel senso obiettivo incredibile di raggiungere i 10.000 prima della fine dell'inizio del campionato. È una cosa difficile, ma so che voi potete farlo, potete condividere i video con i vostri amici nei vostri gruppi WhatsApp privati, eccetera eccetera, e ci arriveremo. Lasciando un like, per esempio, farete comparire questo video su qualche nuova home e qualcuno lo vedrà. E quindi benvenuto a te che lo stai vedendo per la prima volta. E parliamo di Messi, ma parliamo anche del Napoli, perché ho osservato molto bene il primo allenamento a Castel di Sangro, ma subito dopo, perché dobbiamo parlare un attimo di questa cosa di Messi che non rinnoverà, pare, perché attenzione, facciamo attenzione, ovviamente la notizia sconvolge, la notizia quando si muove il tweet ufficiale proprio del Barcellona, ecco che uno dice allora è vero, questa volta è vero. Però ricordiamo che tutti gli anni c'è stato questo un po' di tira e molla, un po' di, capito, dichiarazioni atte a cambiare un pochino l'atteggiamento di qualcuno. L'anno scorso fu per cambiare anche la presidenza, e quest'anno mi dicono, anche parlandone io con l'amico addetto ai lavori Antonio Moschella, che è proprio lì a Barcellona, ecco, c'è un braccio di ferro in atto tra il Barcellona e non solo, e la Liga stessa, perché c'è questo salary cap che bisogna tenere presente. Il salary cap è un tetto salariale che la Liga impone sulle squadre. Ora, non è un tetto che impedisce a un giocatore di prendere una certa cifra, è una cifra complessiva che la squadra, che la società non può superare, e in questo caso si legge da Calcio e Finanza che si è quasi dimezzata la cifra che il Barcellona può spendere per il salario. Si partiva insomma da 600 e dispari, adesso più di 300, poverini, più di 347 non ne possono spendere. E quindi dal momento in cui noi sentivamo notizie, no, Messi si è abbassato lo stipendio del 90%, eccetera eccetera, squadre che sognano, il Napoli io non lo cito nemmeno, il Napoli ci rientra nel discorso Messi, ma semplicemente per la questione che, dovendo il Barcellona rinunciare a Messi, probabilmente, perché diciamo sempre probabilmente, riuscirà la notizia, il Barcellona si fionda su Insigne, giusto per far vendere qualche giornale, per far cliccare un po'. Noi commentiamo le notizie, ma noi le anticipiamo, come successe per Vesino, come successe per le intuizioni, no? Adesso riesce la notizia di Insigne al Barcellona. Più che altro a me interessa capire la situazione Coutinho, che si stava muovendo verso il Tottenham, anche lui, il Tottenham fa folle completamente, e adesso il Barcellona potrebbe ripensarci su Coutinho, perché sono giocatori simili ma diversi, ma molto diversi. Invece se prendono Insigne, il Barcellona hanno risolto tutti i problemi. Io dico che indosso la maglietta del New York City e non del Manchester City, perché il Manchester City ha appena speso 117 milioni per Grealish, che poi è un'altra follia assoluta. Grealish si è preso il numero 10, quindi io credo che visto che sono due le squadre che in questo momento se lo possono permettere, è giusto quell'altra, io credo questa qua che dico io, non lo so, diventa complicata, ma è complicata anche per loro, secondo me. Non è... Sapete, se voi scrivete Messi stipendio su Google esce scritto 70 milioni, e quei 70 milioni, ragazzi, sono netti. Ora però dobbiamo anche ricordare una cosa, quindi ci sono tutte le notizie che sono uscite negli ultimi anni, dal 2017 al 2021. Messi ha percepito
la media di 150 milioni lordi, il Barcellona ha speso 150 milioni lordi per avere Messi a disposizione, e quindi vi renderete conto, no? Qualcuno che adesso sta parlando, no, va all'Inter per Lukaku, no, non può andare lì, se va all'Inter crolla tutto, perché se ti devi vendere Lukaku non ti puoi permettere Messi, no, non facciamo fantasie. Il Napoli però se fa la colletta, il Napoli ADL credici, Messi ti cambia la cosa, ce lo compriamo con le magliette, basta vendere le magliette, è già pagata. La storia delle magliette non ha funzionato con Ronaldo, perché l'ho sentita spesso questa storia, con le magliette già te lo sei pagato, perché poi ogni anno hanno 200 milioni di debito e devono ripianare? Non funziona questa cosa qua, non funziona così, e quindi dovete capire che 150 miliardi lordi spende la società, ma non solo, perché il bonus alla firma. Voi direte sì, ma quello tu non spendi niente. Un giocatore come Messi alla firma del contratto con Barcellona 115 milioni alla firma, più un bonus fedeltà all'epoca quando ha firmato l'ultimo contratto di 80 milioni. Ma perché queste cifre escono così? Perché per esempio solamente lo sponsor sulla maglietta Rakuten, no? Del Barcellona, per avere Messi con la maglietta Rakuten spendono 55 milioni per mettere la scritta Rakuten sulla maglietta del Barcellona, quindi vi renderete conto. Ora però c'è da ragionare su una cosa: questo braccio di ferro potrebbe portare la Liga a vacillare o a riconsiderare delle cose, perché una cosa è vendere i diritti televisivi con Messi della Liga e una cosa è senza. Loro già non hanno più Ronaldo. Se viene a mancare anche Messi, che può andare al Manchester City, c'è un accordo fantasioso che prevede Messi al Manchester City per 2 anni e poi si sposta al New York City, quindi lo andiamo a intervistare. Io patteggio per questa, perché sempre, capito, nel discorso City, nei discorsi per esempio il New York City se lo potrebbe permettere, paradossalmente, a livello, capito, come città, oltre che come squadra di calcio, te lo puoi permettere con una serie di sponsorizzazioni che poi a catena mettono quelle che sono aziende, sono aziende che si muovono. Non stiamo parlando più di giocatori di calcio, ragazzi, sono aziende, sono paesi, sono finanziarie che si muovono tutti insieme e cambiano la storia delle città dove vanno. Non scherziamo proprio, perché i fotomontaggi che stanno uscendo in questi giorni, no? Messi abbracciato con Ronaldo, quindi alla Juventus, tutto è possibile nel calcio, quindi non vedo l'ora che Messi firmi per il Milan e poi venite qua sotto e dice hai visto? Adesso ridi adesso. Però dobbiamo renderci conto che se succede qualcosa di strano c'è sotto, quindi io dico che non succede, poi lasciatemi perdere. Secondo me non è da escludere la possibilità che Messi invece resti al Barcellona ancora una volta, perché lui aveva proposto di dimezzarsi lo stipendio e poi comunque quei soldi li avrebbe avuti in un altro modo tramite le società del Barcellona, quindi non direttamente come salario, un contratto spalmato in 6 anni ancora fino al 2026, però in realtà poi fittizio, perché poi lui si fa 2 anni o 3 e il resto dei 3 anni dove dovrebbe ricevere così in realtà sono gli anni che ha effettivamente giocato. Ragazzi, è finanza creativa? Sì, oramai l'abbiamo capito, tutti fanno così. Osimhen 70 milioni va bene, ma se tu calcoli quei 3 giovanotti più Karnesis 20 milioni non è possibile, è stato pagato 50 in 5 anni, quindi calma con i discorsi di finanza. E chiedo al Barcellona, visto che state risparmiando una cosa di soldi, vi interessa Fabian? Perché ragazzi, parlando un attimo di Napoli, visto che Messi, ho fatto la battuta con lo short, è Messi che si può comprare il Napoli, veramente potrebbe comprarsi il Napoli senza proprio dubbio. Messi, magliette, il Napoli compra Messi e non lo possiamo presentare, sarò con te con la casacca, non è possibile. Volete comprare Fabian? Guardate che è forte, forte fisicamente, ha un gran sinistro. Signori miei, ho guardato bene l'allenamento di ieri a Castel di Sangro e sai, partitina senza affondare, partitina senza intensità, partitina poi con l'aumento di intensità con le porte piccoline, le 5 porte piccoline. Si è rivisto Insigne, si è rivisto Di Lorenzo, si è rivisto Meret. Insigne l'ho visto subito in forma, devo dirvi la verità, subito, anche piccolino eccetera eccetera. Fabiano, ragazzi, non ha toccato un pallone. 3 ore per girarsi, 3 ore per stoppare quel pallone e smarcarsi
e appoggiarlo vicino. Signori miei, questo è un problema serio. Io spero che sia solamente una questione di tenuta fisica, sei fuori forma, sei grosso, quindi ti devi mettere in forma. In questo momento le gerarchie sono Lobotka numero 1, subito dopo Elmas, poi c'è Zielinski che è più avanzato e quindi fa un ruolo di centrocampista ma fa anche la mezza punta, e poi viene Dem, ma perché è infortunato. Fabian è l'ultimo delle gerarchie in questo momento nella mia testa, che poi la testa di Spalletti, mi metto nei panni di Spalletti. Fabian non può giocare a pallone in questa squadra. Con questa idea di centrocampo, col triangolo che gira in continuazione, quindi c'è il 4-3-3, perché diciamo le cose come stanno, stiamo giocando 4-3-3, 4-1, 4-1 senza proprio problemi. Poi uno si abbassa a turno, Zielinski ed Elmas si stanno abbassando per dare una mano a Lobotka e quindi diventa 4-2-3-1 a turno, ma stiamo parlando di Lobotka comunque vertice centrale e lo sta facendo anche benino. Va bene perché è svelto, si gira, attacca e trova subito una soluzione. Fabian no, Fabian non lo può fare. Io adoro la tecnica Fabian, ci abbiamo passato tutta la stagione a dire le cose buone e le cose cattive di Fabian. Fabian o si sveglia subito, ma subito, oppure non può giocare a pallone in questa squadra, lo dico proprio senza problemi. Quindi Barcellona, scartate tutto quello che ho detto. Fabian è fortissimo, nel vostro calcio funzionerebbe alla grande, nel nostro no, quindi ci fate voi un affare, perché Fabian diventerà un calciatore di categoria superiore, ancora giovane, ancora margini di miglioramento, tutto benissimo, ha la fisicità per essere un top player, è un gran sinistro, solo il sinistro. Prendetevelo voi e fatene un campione da pallone d'oro. A Napoli in questo momento storico non si può fare, mi dispiace, non si può fare, mi sto esponendo. Appena Fabian poi entrerà, giocherà benissimo e si sveltirà il suo io sarò il primo a dire chiedo scusa, Fabian ha svoltato la stagione così. In questo momento, dopo il primo allenamento visto, Fabian mi mette una paura fottuta, ma sono sicuro, vi dico proprio chiaramente, sono sicuro che è una mia impressione errata, sbagliata, e che entro pochi giorni Fabian si rimette in forma, diventa svelto come lo sta diventando Lobotka senza problemi e ci metterà tutti, mi zittirà completamente, perché non si può fare. Nel mentre a fine allenamento Osimhen si trattiene con Spalletti per fare stop di petto, avanti col destro e tiro di sinistro, quindi ancora ai fondamentali si lavora sui punti deboli, perché il ragazzo evidentemente dimostra il potenziale che ha, ma può migliorare su molte cose, e mi fa piacere vedere Spalletti che si trattiene, che resta più a lungo, che ci tiene tantissimo, e chi lo vorrà fare, chi lo vorrà seguire probabilmente potrà anche migliorare. Messi non può venire, Osimhen può migliorare, Fabian si deve svegliare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo è un video che vi deve servire come storico. Appena Fabian fa una grande partita, velocissimo, si gira, ne supera 2 così, venite qua sotto a dire hai visto? Appena Fabian fa una partita così e così, venite qua sotto e dice però è vero, Secondo me in questo momento è riserva, quindi se si potesse vendere, ma perché nessuno se lo compra? Perché la Spagna non ha giocato quasi mai? Questa è la domanda. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,